Un cocktail esplosivo, alcol e violenza. Nel weekend una trentina di giovani, uomini e donne, si affrontano a gruppi, hanno bevuto e si scatenano in modo feroce, squarciando il silenzio della notte. Non è possibile che nel centro di una città come Vicenza di notte succedano cose di questo genere. La tranquillità dei cittadini, la sicurezza urbana, la possibilità di chi vive nel centro città di poter avere un'esistenza tranquilla è una delle nostre priorità. Pensieri e parole del questore di Vicenza. I cittadini svegliati di soprassalto nel cuore della notte dalle urla strazianti provenienti da contrappescherie vecchie chiamano il 113. Qualcuno incredulo filma ciò che sta avvenendo davanti all'unico bar aperto a quell'ora. Il questore, Paolo Sartori, richiama l'articolo 100 del testo unico di pubblica sicurezza, che consente al questore di intervenire con grande discrezionalità nel caso in cui un esercizio pubblico possa essere fonte diretta o indiretta di problematiche gravi di ordine e sicurezza pubblica. Il questore usa il pugno di ferro e ordina la chiusura del locale per 30 giorni. Non è il primo provvedimento disposto verso questo bar. È la terza chiusura di questo genere che ho disposto nei confronti di questo specifico locale pubblico. Nel caso in cui, una volta che riaprirà, dovessero ripetersi queste problematiche, revocherò la licenza. Sono in corso ulteriori accertamenti degli investigatori per individuare i giovani che hanno partecipato alla rissa e valutare eventuali responsabilità. Ma il questore non è l'unico a usare il pugno di ferro. Anche il sindaco di Vicenza non esclude misure severe. Come abbiamo fatto in passato, stiamo valutando dei provvedimenti restrittivi sugli orari, stiamo anche valutando la possibilità della revoca della licenza di attività di ristorazione, in quanto chi non è in grado di lavorare nel rispetto delle regole chiaramente non può lavorare, soprattutto in zone della città dove si creano problematiche di sicurezza e di ordine pubblico.